Allora, il presidente del Friuli Venezia Giulia, Renzo Tondo, ospita sul suo blog un appello per, adesso faccio arrabbiare il primo mio amico che con il suo slogan, prego. Che slogan ha lei? Che slogan, dai! Paroni a casa nostra sempre. Bene, allora invito Buonasera, il mio direttore. amico Daniele Stival, che è il consigliere regionale, del Veneto. Il motto Padroni a casa nostra oggi è un libro, quindi se tu vai domani in libreria, Gianmario Fillalta ha scritto un ottimo libro, l'abbiamo presentato ieri, Padroni a casa nostra, e allora ti invito appunto ad acquistarlo. Galan presidente, pensa, il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Tondo, ospita sul suo blog un appello per Galan presidente. Tondo non esprime alcun commento, ma invita i visitatori del proprio blog a cliccare sul sito del presidente del Veneto che punta a ricandidarsi alle elezioni del 2010. E immagino che tu sia concorde, insomma anche tu hai cliccato. Sono concorde col fatto che Tondo, come tutti gli altri dirigenti di Forza Italia o del PDL, debbano star fuori da questa disquisizione. C'è un ragionamento importante fra lo Stato nazionale e le regioni per il federalismo fiscale, e quindi è giusto che i nostri leader nazionali decidano le caselle su chi deve poi attuare questo federalismo che in questo momento e fino a questo momento Galan di certo non ha soddisfatto le aspettative della Lega, perlomeno. Mi ricollego alla domanda del direttore, perché proprio oggi Giancarlo Galan ha sottolineato alle agenzie che lui non sarà presidente del Veneto per i prossimi 6 mesi, ma per i prossimi 5 anni e 6 mesi. Quanto vi spaventa questa prospettiva? O quanto vi lusinga? Ma insomma, guarda, siete sempre degli alleati. Siamo degli alleati, e quello che decidono i nostri vertici Bossi e Berlusconi noi senz'altro lo apprezzeremo in modo totale e generale. Quello che secondo noi è in questo momento necessario per il Veneto, c'è bisogno di una svolta. Lo stiamo dicendo in tutte le amministrazioni quando si sta andando negli ultimi anni, che sia di destra o di sinistra, dopo 10-15 anni è giusto cambiare. Anche in Veneto non è che dobbiamo fare il regno di Galan. È giusto che ci siano nuove facce, nuove persone che vanno a gestire la cosa pubblica per i veneti, perché come dicevo c'è bisogno di idee nuove e soprattutto di una forza nuova che dia garanzie nuove ai veneti. C'è bisogno di cambiare, e quindi anche il presidente Galan, che ha dato molto per il Veneto, è giusto insomma che la sua esperienza vada per altri Sicuramente incarichi. in Veneto e a Venezia bisogna fare qualcosa in più per la sicurezza, visto l'attacco vergognoso, squadrista, fascista che c'è stato l'altro giorno. Però tutti sostengono che sono stati dei leghisti, caro Stival, e invece è possibile che la verità invece stia altrove? Ma gli squadristi sono anche di sinistra e non solo i fascisti, come no, si dico, dice. no, voglio chiedere, non è che per caso sono stati degli squadristi che poi danno la colpa a voi? È più facile che i leghisti le prendano le botte piuttosto che darle. Non l'abbiamo mai fatto in 30 anni che esiste la Lega, costi di questo tipo che sono veramente squallide. È facile prendere un fazzoletto e andare poi in nome e per conto della Lega a fare queste cose delinquenziali. Io l'ho già dichiarato in tutti i modi. Primo, trovate chi sono, nomi e cognomi, e che vengano fuori, perché se sono dei nostri li cacciamo a calci in culo, scusate il termine, perché non è possibile se fossero dei nostri, ma noi siamo sicuri che non sono gente della Lega. Bene. E quindi sono solo persone camuffate. Bene, speriamo che la verità venga accertata al più presto. Ben volentieri. Alla redazione centrale. Allora, bene, grazie anche all'amico Daniele.